dopo il successo delle precedenti mostre, quindi quella dedicata a Frida Kahlo e quella di David Bowie, questa volta ci siamo dedicati alla pop art con questa mostra che inizia appunto oggi, domenica 8 gennaio, e terminerà il 5 marzo, dedicata a due grandissimi artisti che sono Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat. Speriamo che incontri anche questa volta i favori del grande pubblico. Abbiamo avuto molta attenzione mediatica, siamo stati pubblicati da tantissime riviste di settore, riviste fashion, e speriamo appunto che anche questa volta i numeri siano importanti. Questa mostra presenta due figure importanti dell'arte e della cultura americana, sono Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat. I due si incontrano a New York intorno agli anni 70, quando Warhol ha ormai quasi 50 anni, è già molto affermato, ha portato negli Stati Uniti la pop art che nasce in Inghilterra nella metà degli anni 50 ed è diventato ormai molto famoso, mentre Basquiat è molto giovane, ha 17 anni, vive per strada, dorme sulle panchine dei giardini pubblici ed ha una vita molto difficile. Conosce il tunnel dell'eroina, ma l'amico Andy Warhol lo porta con sé nelle sue factory, luoghi diciamo, dove gli artisti, i fotografi e i produttori cinematografici lavorano insieme, una sorta di laboratorio artistico di performer che danno origine diciamo, ad una vera e propria generazione di artisti e di personaggi che diciamo, alimentano la cultura americana di quegli anni. I due quindi hanno un sodalizio importante, due strade parallele che però si incontrano e momenti quindi anche di attività comune con opere eseguite a quattro mani. Sono artisti che concludono la loro vita anche in modo abbastanza tragico. A soli 58 anni muore Andy Warhol per le complicanze di un'operazione chirurgica e a soli 27 per un'overdose di eroina muore Basquiat. I due artisti ci lasciano effettivamente una eredità importante perché il primo ha certamente diffuso l'arte pop, la pop art in tutto il mondo e ne è infatti il massimo rappresentante. Il secondo invece è il fondatore della street art che ancora oggi ha dei rappresentanti importanti come ad esempio Banksy in Inghilterra.